Che brava che lei, dopo lei ce la veniamo Viva la nonna! Si fissava un incontro tutti alla stessa ora. E fuori al cancello. Fuori al cancello perché una volta non si entrava in casa, quindi figurati. Quindi arrivavano, ciao e basta, non potevo fare nient'altro. Quindi. Però ce n'era uno in particolare che lei era innamoratissima e non sapeva come disfarsene e allora ha pensato di scrivergli una poesia che sarebbe? Sì, e ora sta attenti. Sono andata a macinare la farina e là questo qua moriva da matto per me, no? Molto, quando è antipatico che disegna, tra che fai questo mi sbrigando. E allora ho fatto un aneddoto, ho fatto carissimo Carica Rogna, che ha scritto una lettera. Vorrei scriverti ma molta vergogna. Desidererei che fossi a letto malato, che morissi oggi per non aspettare domani. Che tu fossi divorato dai cani. Sei brava. Leggi Mincione, che più che leggerai, più Mincione diventerai. Vuoi sapere chi sono io? Prendi le scarpe e correre io. Sono Rosina, messa in posta per via franca, più che stringi meno branca. Sicché un giorno dei tanti lei mi fa, se tu sapessi cosa tu dicevi, cosa tu dicevi? Che fai in me, no? E allora mi fa sbarra una lettera che l'ho ancora qua del cuore a me. Io ma che scherzo! Aspetta, che vengo da vada volta che ti ha un buon coraggio, è stato godito. All'essere una godita. E insomma lui sa più buon parlare. Ecco, da che a volta non è più di mandare o dati in terra e niente. Ci credo, no? Non è una pezza di strada. La nonna è viva, la nonna, tanti auguri, tanti auguri.